Buongiorno, buon inizio di settimana, benvenuti nella nostra rassegna stampa su Telecolor, anche oggi pronti a leggere, a sfogliare i quotidiani nazionali e regionali per approfondire le notizie delle ultime ore. Facciamo un po' di anticipazione su quello che leggeremo oggi, ovviamente molto sulla manovra economica, il taglio alle tasse, la patrimoniale richiesta dai partiti di centrosinistra, respinta ovviamente al mittente da parte dei partiti di centrodestra, poi insomma un po' di politica internazionale con le notizie che arrivano dall'America, le scelte politiche di Donald Trump e ancora racconteremo ovviamente dai quotidiani regionali l'inchiesta che sta coinvolgendo la regione siciliana, il sistema Cuffaro che sta impattando su tutta la politica regionale di centrodestra ma anche di centrosinistra, perché ci sono reazioni veementi, importanti, quindi insomma vedremo cosa succederà. Partiamo con la lettura dei quotidiani, con il Corriere della Sera, eccolo qua, il titolo principale è manovra a fondo di Giorgetti, parla il ministro dell'economia sulla manovra fiscale del governo Meloni. Noi massacrati siamo nel giusto. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein chiede a nome di tutto il centrosinistra di ridistribuire le ricchezze. E poi la giustizia ancora, c'è un commento di Carlo Verdelli: lo spirito del tempo è una riforma che non andava fatta. Insomma, si cominciano adesso a capire, a cercare un po' come dire, di individuare il fronte del sì e il fronte del no, il mister del referendum. La scelta di smarcarsi sulla patrimoniale, invece il pezzo di Tommaso Labate è Conte detta la linea da aspirante premier, se lo vedremo anche in pagina. Allora, vediamo che succede sul tema della manovra. Il ministro Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, dice: sulla manovra siamo nel giusto, eppure ci hanno massacrato. Chi è che massacra il governo? Sono Istat, Banca Italia, IRPEF, la Corte dei Conti, insomma tutti hanno mosso critiche sulla manovra del governo. Guadagnare 2.000 euro al mese non significa essere un benestante, il ministro spiega come le misure contenute nella manovra, questo lo dicono ovviamente chi li critica. Il ministro invece spiega come le misure contenute nella manovra aiuteranno proprio il ceto medio. Vediamola dentro la pagina questa notizia. Nelle pagine del Corriere, all'interno l'intervista a Giancarlo Giorgetti, la manovra, eccolo qua il titolo, ecco perché va difesa, l'Europa fermi l'avanzata cinese. Alla domanda: e negli ultimi mesi si è registrata un'aggressività spregiudicata da parte della Cina, cosa rischia di provocare in Europa questa progressiva deindustrializzazione, qual è la strategia del governo italiano a livello internazionale rispetto a un tema che è economico ma anche di geopolitica. Il vero tema di discussione deve essere portato all'attenzione dell'Europa, dice Giorgetti, abbiamo rimesso al centro i temi che interessano la nostra industria. Questo è il punto di vista del governo su tutto quello che sta succedendo. Poi si dice: tornando ai confini di casa nostra, si ha la sensazione che a partire dagli imprenditori che i suoi ripetuti appelli alle banche affinché sostengano il mondo produttivo con il dato di credito non siano stati accolti. Pensiamo che le banche debbano tornare a concentrarsi sull'attività creditizia tradizionale. Per un sistema industriale come il nostro il credito bancario continua a essere fondamentale. È stato tenuto poco in considerazione, dice il ministro Giorgetti, quindi l'appello insomma anche a un ritorno, diciamo, a una imprenditoria sana. E poi le misure al vaglio del governo: il taglio dell'aliquota, la rottamazione delle cartelle, il limite alle detrazioni e la spinta al rinnovo dei contratti. Questo per quanto riguarda, diciamo, il tema della manovra sul Corriere della Sera. Andiamo invece su Repubblica. La manovra, Giorgetti dice massacrati, appunto come abbiamo visto il ministro replica alle critiche delle opposizioni di Istat e di Banca Italia. E noi, dice il ministro, difendiamo il ceto medio. Su Repubblica c'è anche una storia raccontata da Gianni Riotta: mio figlio suicida per colpa dell'intelligenza artificiale, adesso chiedo giustizia. Daenerys, questa è la mamma di questo ragazzo, insomma, che parla in una chat tra ragazzini, il dialogo farebbe riferimento al Trono di Spade, a cavallo dei dragoni, ma le frasi riportano invece gelide all'ultimo colloquio fra Sewell Seltzer
freelance, 14 anni, e un bot che poi ha spinto al suicidio. Quindi insomma questo è il racconto che fa Gianni Riotta tra le pagine di Repubblica. Andiamo a vedere la Stampa, invece la giustizia, il vantaggio del sì. Manovra Giorgetti, Banca Italia e Istat, massacrati da chi può farlo, ma noi siamo nel giusto. E questo è il racconto. In prima pagina sul Stampa troviamo anche una foto che ritrae Jannik Sinner, numero 1 al mondo, almeno fino a questo momento, Gran Tennis d'Italia, perché adesso sono cominciate in realtà già ieri le ATP Finals di Torino. Per la prima volta 2 italiani in campo, sono appunto Jannik Sinner e Musetti, che insomma si giocheranno questo torneo dei tornei. Velocemente andiamo a vedere altri quotidiani. Il Resto del Carlino, Gruppo Quotidiano Nazionale, insieme al Giorno e alla Nazione. Manovra Giorgetti fa muro, aiutiamo il ceto medio, quindi le parole del ministro Giorgetti che ritornano, e poi camici bianchi, mobilità sanitaria, spostare i medici e non i pazienti, l'allarme delle regioni del nord. Si ritorna poi a parlare invece di sanità sul Messaggero. Sanità, arrivano le assunzioni in corsia, 7.300 nuovi infermieri e medici. Il ministro Schillaci: ci sono le condizioni migliori per fermare la fuga. Però proprio sulla fuga vi facciamo vedere un pezzo della Stampa che ha pubblicato oggi, che insomma in Italia si continua a fuggire. Queste sono le pagine economiche. La migrazione fuori dai confini nazionali è avvenuta negli ultimi 33 anni nel nostro paese, ci sono poche opportunità e pochi contratti seri, diciamo, non precari, quindi giovani in fuga dall'Italia, all'estero quasi 5 milioni per un futuro che manca, e qui ci sono i numeri messi ben in evidenza da questo dossier. Si vede come nel sud, eccola qua, questo è diciamo il grafico che ci interessa, eccolo qua, si vede come nel sud il tasso di occupazione è nettamente sotto la media del 34,4%, al nord insomma invece viene leggermente superato, si arriva al 41,6%. Ritorniamo alla lettura dei quotidiani, torniamo sui quotidiani diciamo di matrice un po' più politica. Eccolo qua il Giornale: così la sinistra aiutava i ricchi, quindi sulle questioni che riguardano il governo risponde anche diciamo il centrodestra attraverso anche dei giornali tra virgolette amici. Quando Draghi tagliò l'IRPEF ai redditi alti con il sì dei Dem e dei 5 Stelle, Banca Italia non protestò. Adesso Giorgetti parla: noi massacrati, dice, ma siamo nel giusto. Questo è il Giornale nella sua prima pagina. Andiamo a vedere Libero, che attacca ancora, anzi che difende in questo caso il governo: il grande salasso, chi paga veramente le tasse, altro che ricchi favoriti, gli stipendi sopra i 2.000 euro coprono il 63% dell'IRPEF. Il caso Draghi nel 2021 fece un altro mini taglio, ma allora Banca Italia non protestò. Questa è l'apertura di Libero. Andiamo a vedere anche La Verità, un altro quotidiano diciamo, di matrice di centrodestra. Il sistema dei permessi di soggiorno è un colabrodo, quindi un'apertura diciamo, originale rispetto agli altri. Clandestini fuori controllo, servizio di fuori dal coro mostra com'è facile arrivare in Italia, aziende compiacenti richiedono stranieri, un connazionale li sceglie e si fa pagare migliaia di euro dall'extracomunitario che una volta qua gira incontrollato, libero di delinquere come accade ogni giorno. Il PD in Emilia-Romagna per i migranti, ma non vuole più curare chi viene dal sud, quindi la denuncia insomma della Verità. Il Fatto Quotidiano invece apre con la questione della riforma della giustizia. Nordio era contro le carriere divise, ha tradito la sua storia, parla il magistrato scusate, Casson che ci lavorò a Venezia. Il no vince se spieghiamo nel merito, quindi comincia già la campagna referendaria. Scusate. Ultimo quotidiano di oggi. Vediamo il Sole 24 Ore, quotidiano diciamo, dall'apertura fredda questa mattina. Aziende in difficoltà, allarme per la crisi d'impresa, più 29% da gennaio a giugno. Attenzione ai numeri del Sole 24 Ore, i numeri di Confindustria sono davvero allarmanti. Nel 74% dei casi viene utilizzata la liquidazione, cresce il ricorso alla composizione negoziata e dal 2022 le procedure sono in aumento del 61%, quindi i dati diciamo che fotografano le aziende in difficoltà non sono davvero incoraggianti. Noi ci fermiamo, piccola pausa, poi la rassegna stampa continua con la lettura dei quotidiani regionali.
Rientriamo in diretta con la nostra rassegna stampa di oggi, lunedì 10 novembre, andiamo a sfogliare nella seconda parte i quotidiani regionali. Dicevo in apertura il racconto dei quotidiani regionali è quasi tutto incentrato, diciamo, nelle prime pagine all'inchiesta che riguarda il sistema Cuffaro, indagato l'ex presidente della regione che risponderà insieme ad altri 18 che risponderà, tra questi c'è anche il deputato Saverio Romano, risponderanno tutti al GIP proprio in questa settimana. Da domani cominceranno gli interrogatori, quindi tutto il racconto fatto in pagina, anche un po' con una serie di rivelazioni che insomma fanno un po' più di chiarezza su quello che è successo. Allora, il tema di oggi sviscerato in prima pagina sulla Sicilia: senza scudo. La crisi alla regione diventa ovviamente anche politica, alleati divisi sull'idea di Lombardo che ha chiesto di resettare la giunta, Schifani pronto a cacciare l'assessora cuffariana Nuccia Albano e l'assessore alla famiglia. C'è anche l'ipotesi estrema, fuori la DC dal governo, e poi le carte, l'incontro segreto fra Totò e la Talpa, la borsa marrone resta un mistero. E poi le notizie che abbiamo visto sugli altri giornali, tutte le notizie di carattere nazionale: Giorgetti e la manovra, le regionali con Elly Schlein che crede alla possibilità di poter vincere in Campania e poi puntare a Palazzo Chigi, e poi diciamo, le questioni di Report, la trasmissione di Rai 3 che ieri ha preso di mira il garante per la privacy, insomma è la Colosimo, presidente della Commissione Nazionale Antimafia. Lo sport anche in prima pagina, il Catania ruggisce, eccolo qua con gli autori dei 2 gol. Anzi no, questi sono gli autori dei 2 gol, rossazzurri ancora implacabili al Massimino, 2-0 all'Altamura, e aspettano la partita di questa sera, la Salernitana che dovrà giocare alle 20:30 per capire se rimarrà sola in vetta alla classifica o se in caso di risultato non positivo, di un risultato positivo della Salernitana, rimarrà comunque al secondo posto. Andiamo a vedere le pagine interne, l'inchiesta Cuffaro, eccolo qua nella parte politica: Schifani pronto a rimuovere Nuccia Albano, l'assessore alla famiglia, oppure la DC fuori dal governo, il centrodestra diviso, appunto. L'assessora, qua c'è un retroscena insomma, che racconta Laura Di Stefano nelle carte appunto di questa inchiesta. Cuffaro si deve fermare, diciamo, riguarda appunto un murale diciamo, che doveva essere realizzato, poi non c'è stato, poi insomma ha avuto varie vicissitudini. Allora Cuffaro dice in queste carte si deve fare oppure finiamo sui giornali. Questo è il racconto diciamo, dell'inchiesta. Andiamo a vedere le pagine interne al giornale che raccontano le province. Palermo, mercato di Ballarò, il giorno della verità. Comune, ritardi e caos negli uffici, sono a rischio i fondi del PNRR dedicati agli anziani, in bilico quasi 2 milioni e mezzo di euro, l'assessore dice stiamo recuperando. Poi c'è stata un'ennesima rissa a Sferracavallo con colpi di pistola per la festa, un bar chiuso, la decisione è questa, un bar chiuso da 10 giorni, lo scorso 29 settembre è stato appunto diciamo, la sparatoria. E poi maltempo, ieri un po' di maltempo, dicevo, c'è stato un po' di maltempo, una bomba d'acqua insomma intorno all'ora di pranzo, intrappolati per la pioggia, i vigili salvano una famiglia, decine di interventi di vigili del fuoco a causa della forte pioggia caduta ieri pomeriggio in città, in salvo un bambino di 4 mesi che era in macchina con i genitori. Questa è la prima pagina della Sicilia di Palermo. Andiamo a vedere la Sicilia di Catania, ai piani alti del cantiere dell'hotel, nessuna protezione, 2 denunciati, e qui il tema è la sicurezza sul lavoro. Maltempo anche qui, ieri bomba d'acqua sul versante ionico tra Giarre, Riposto, Taormina, insomma quella zona lì, Giardini Naxos, gravi criticità al confine con Riposto, anziani in salvo a Mascali, strade allagate e disagi, vedete, per mezz'ora di pioggia. Altre notizie che troviamo in pagina: la polizia fa un appello, diciamo, ai cittadini che sono stati vittima di furti di pezzi di auto, alcune parti d'auto sono state ritrovate, erano pronti per essere messe in vendita dai ricettatori. Le parti ritrovate possono essere restituite ai legittimi proprietari, le vittime, dice l'articolo, possono riaverle, bisogna chiamare a questo numero, eccolo qua, 095 723 0369, prendono un appuntamento con la polizia dell'ufficio squadre volanti di via San Giuseppe l'Arena.
E qui c'è tutto quello che è stato trovato, insomma, e le macchine, diciamo, il modello di macchina a cui appartiene. Insomma, suggeriamo ai nostri telespettatori di dare un'occhiata anche a questo. Poi andiamo a vedere invece un'altra pagina, quella di Messina, perché anche qui, insomma, il maltempo ha colpito in qualche modo. Crolla un albero davanti alla funivia, via Arancio finisce sott'acqua, soprattutto Taormina, diciamo, ha pagato i danni più gravi di questo acquazzone ieri mattina, e qui le foto, diciamo, dei disagi ma anche dei danni che ci sono stati. Andiamo a vedere invece un altro giornale, il Giornale Sicilia, nella prima pagina. Giunta regionale in arrivo, la svolta, eccolo qua, dopo l'inchiesta shock Schifani oggi annuncerà delle novità, probabile l'esclusione di 2 assessori della DC. Questa è la foto del commissario di Fratelli d'Italia Luca Sbardella, che spinge, insomma, per una reazione del governo Schifani. Le intercettazioni invece, l'influenza di Cuffaro sulle nomine, che è poi diciamo, il fulcro di questa inchiesta nell'informativa dei Carabinieri del ROS. Insomma, Cuffaro molto attivo, insomma, per determinare e per essere determinante. Maltempo in Sicilia, sottopassi trappola, anche a Palermo ovviamente, come abbiamo visto, ci sono stati danni e disagi. In via La Malfa ha salvato una famiglia con un neonato, crolli a Licata. Nella prima pagina il Giornale di Sicilia mette anche il calcio, dal primo posto agli scivoloni, il rosanero in crisi di identità, un'analisi, insomma, del fine settimana che ha interessato il Palermo, che ha perso contro la Juve Stabia per 1-0 e si è allontanata dalla vetta della classifica. Andiamo a vedere invece la prima pagina della Gazzetta del Sud, effetto Cuffaro sulla giunta, prime crepe nella maggioranza. Lombardo ha chiesto l'azzeramento del governo regionale, Fratelli d'Italia sollecita l'esclusione degli assessori della DC, l'irritazione di Schifani, che farà conoscere oggi le sue decisioni e cercheremo di insomma, riportarvele anche noi. Giorgetti sulla manovra è di spalla in questa prima pagina, e poi a Taormina si schianta un albero in centro. Vedete le foto, queste forse si vede anche bene, del disastro. A Messina si è ingrossato il torrente Annunziata, un dato di maltempo provoca danni e allagamenti, e poi c'è diciamo, un approfondimento sulle residenze universitarie, sui ritardi nella realizzazione, vecchi ritardi e nuove speculazioni edilizie, residente universitario a Messina, scandalo che va avanti da decenni, una carenza cronica di strutture che oggi si cerca di colmare dando il via libera ai privati per una mera speculazione. Questa è la denuncia, insomma, del giornale La Gazzetta del Sud. In pagina andiamo a vedere la questione che riguarda Schifani, la giunta, l'effetto del sistema Cuffaro. Schifani cambierà la giunta, Lombardo dice azzeriamola, ma è questa abbadessa, Laura Abbadessa, presidente della DC, da 2 anni, consulente della regione, la presidente del partito democristiano, retribuita su un incarico della Albano. Insomma, anche qui diciamo, la donna, moglie di un magistrato, secondo Cuffaro, si svelano le carte, sarebbe stata messa lì per, non si sa mai, qualche controllo da parte della magistratura. Chiudiamo con il calcio. Il Catania impone la legge del Massimino, fino a questa sera è capolista, ha vinto 2-0 in casa contro l'Altamura, dicevo prima in classifica, primo tempo di fatica, poi nella ripresa i gol di Di Gennaro e Ciccerelli. Festa per i 17.000 all'Olimpico, al Massimino. I rossazzurri adesso aspettano il posticipo delle 20:30 tra Salernitana e Crotone, e qui la squadra in festa. Le reazioni, vediamo cosa dice il tecnico Mimmo Toscano, tornato, come titola il giornale, il cannibale, forza d'animo e lucidità per vincere una sfida difficile. E qui la foto del tecnico, l'intervista, hanno funzionato i cambi, D'Ausilio è entrato e ha deciso. All'inizio non abbiamo fatto circolare palla al meglio, ma poi ci siamo rialzati, dice l'allenatore del Catania. Andiamo a vedere invece il Siracusa, eccolo qua, che ha vinto ieri la sua sfida, ha vinto
per 3-1 contro il Latina, dominio e trissa al Latina, al De Simone risplende l'azzurro, la Prezzanini dopo 29 secondi chiude Cancellieri, in mezzo il rigore di Parigini. Questa è la classifica, non so se si vede bene, il Catania è in testa alla classifica a 28 punti, la Salernitana a 26, il Trapani nonostante la penalizzazione già in zona playoff a 17 punti, oggi giocherà l'ultima sfida di questa 13ª giornata tra Salernitana e Crotone alle 20:30 a fine partita, insomma intorno alle 22:30, 22:45 scopriremo se il Catania per tutta la settimana sarà capolista della classifica del girone C di Serie C oppure sarà semplicemente secondo, vedremo. La nostra rassegna stampa finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata e buon inizio di settimana a tutti.